Belle, lo abbiamo detto, su Balle Brazza, che ci insegna, che ci riporta come, ripeto, erano un po' le nostre feste. Noi negli anni ci siamo abituati molto, Jacopo, a questa scansione uomo-donna, la formazione della coppia, la spalliera, l'inizio, cioè tutto programmato, il ballo come dire, visto nella sua struttura organizzata, e quindi sapevamo già come iniziava il ballo, come si svolgeva, quali erano tutti i contenuti, le uscite, le figure, i movimenti, come si concludeva. Su Balle Brazza invece ovviamente no, nel ballo dipendeva dall'umore dei danzatori, dallo stato d'animo, dalla capacità dell'organettista, del suonatore di launeddas, della tipologia della festa, di quanto allegria c'era e quanto vino scorreva magari, ecco, quindi tante erano i condizionamenti. Allora è bello ritornare a quella dimensione, cioè ricontestualizzare il ballo anche se non nella piazza ma in un luogo, in uno spazio destinato allo spettacolo, quindi il palcoscenico, però facendo sempre riferimento a quella che è la nostra matrice radice del ballo popolare. Quindi ecco che gli uomini, Zazzeracchia che organizzava il ballo, un tempo cominciavano insomma ad aprire le danze e poi pian piano si formavano le coppie. Un tempo c'era anche colui che governava il ballo, Sobrigao, che seguiva insomma l'andamento affinché tutti seguissero le regole dello svolgimento del ballo. Questo è insomma un quadro suggestivo, affascinante, romantico, ma sempre molto molto attuale e vivo, e quindi la forza del nostro folklore è anche questa, la vivacità e proprio la continua relazione con quel tipo di ballo che c'era un tempo anche in un nuovo contesto come quello contemporaneo di oggi. Quindi questo sarà il lavoro con, l'abbiamo detto, Graziano Montigi e Michelino Deiana e il gruppo Inuraghi di Sesto su Balle Brazza. Salvesta.